In verità ti dico che prima che il gallo canti tu mi tradirai 3 volte. Chi? Me, signor? È impossibile, non ti tradirò mai. E invece dopo lui, San Pietro, lo aveva tradito. Ma il gallo del canto si era ricciappato, aveva capito di aver sbagliato. Nella tradizione del Vangelo, infatti, il canto del gallo che annuncia l'alba risveglia in Pietro la coscienza intorbidita dalla paura e fa rinascere in lui la fede retta e invincibile. Così da allora il gallo è diventato per la Chiesa simbolo di fede e vigilanza e veniva spesso messo sui campanili e già che era in alto poteva fungere anche da ventaruola e segnalare a monaci e cittadini la direzione del vento. Ecco, a Brescia, fin dall'820, non 1820, proprio 820, IX secolo, sul campanile della chiesa di San Faustino c'era il Galilei di San Faustino. Guarda che bello! 1200 anni e non sentirli. Oh, sembra una stupidata, ma questo qui è il più antico galletto segnavento esistente. E ce l'abbiamo noi, a Brescia, nel Museo di Santa Giulia. Magnificamente custodito nella sezione alto medievale dedicato ai Longobardi. Ma come fa a essere Santa Giulia se le ammola sul campanile? Chiaro che quella lassù è una coppia. È stata voluta dal Podestà di Brescia nel 1938, anno in cui cadeva il 500° dell'apparizione dei nostri santi patroni Faustino e Giovita. L'originale è questo: un gallo girevole appoggiato su 2 sfere, in lamina di rame originariamente dorata e argentata, su armatura in ferro. Ah, che bello! Oh! Ho dimenticato di dirvi che nel mondo questo gallo è conosciuto col nome di gallo di Ramperto, perché fu proprio il vescovo Ramperto a volerlo. Lo sappiamo dai resti di un'iscrizione latina che a tratti è possibile leggere sulla penna più lunga della coda. Purtroppo le altre penne e la scritta sono stati rovinati. È 1200 anni, podia succedere. Certo, le intemperie del tempo, ma sembra che la causa principale siano stati i cecchini. Con l'arrivo di Napoleone nel 1797, il monastero di San Faustino divenne caserma e lo rimase per decenni. I soldati ivi presenti da terra prendevano di mira il Galilei come bersaglio e le pene ienade. Venne tolto dal campanile nel 1891. La commissione del Museo Patrio lo chiese in dono alla parrocchia di San Faustino per poter essere studiato ed evitare così che venisse esposto alla rovina, senza peraltro alcun vantaggio monumentale ed artistico. Il vantaggio ce l'abbiamo però noi ora, che possiamo vederlo da vicino, qui nel Museo di Santa Giulia. E a proposito di vedere, ricordate che nel paese degli Orb fa bella figura ai squares. Passate una buona giornata.